stradali in poco meno di 2 mesi nelle strade della Marca. La provincia finanzia con 6 milioni 30 progetti di messa in sicurezza delle strade in accordo con i comuni. Terza dose, noi siamo pronti, così il presidente Luca Zaia a margine dell'inaugurazione del restauro del ponte di Rialto e sull'obbligo dei vaccini in azienda dice solo se esiste una base scientifica. La CGIL è carenza nel territorio dei medici di medicina generale. Ogni giorno, spiegano al sindacato, arrivano segnalazioni da parte degli utenti, soprattutto anziani. Un 44enne si è barricato in casa. Borgo Capriolo con sé aveva coltelli ma anche forbici che ha brandito davanti ai carabinieri prima di chiudersi dentro. L'ex premier Giuseppe Conte in Veneto, prima tappa ad Oderzo, dove il leader dei 5 Stelle ha espresso la posizione del movimento sì all'obbligo dei vaccini ma soprattutto sì all'autonomia. Sarà Tullio Franceschini, consulente del Tribunale, ad eseguire la perizia psichiatrica su Fabrizio Biscaro, il 34enne reo confesso dell'omicidio di Elisa Campeol. Entro 2 mesi dovrà dire se l'uomo fosse in grado di intendere e di volere. Notte d'inferno per una palazzina al centro di Belluno, fiamme divampate da un garage, condominio avvolto dal fumo, 12 persone evacuate. Torna a circolare la truffa sui social, diffusa attraverso un falso profilo della moglie di Federico Lungato, il 39enne disperso in Val di Zoldo. Buonasera, ben ritrovati. Il TG di Treviso si apre con un importante accordo della provincia con i comuni per la sicurezza stradale. Troppe morti sulle strade del nostro territorio e così la provincia investe 6 milioni di euro. Andiamo a vedere quali saranno gli interventi e poi ancora l'accordo per scongiurare l'utilizzo dei telefonini alla guida e per l'educazione a scuola. Fermare la scia infinita di sangue sulle strade nella Marca, sulle quali in poco meno di 2 mesi hanno perso la vita 31 persone. Sale a 43 il numero dei decessi dall'inizio dell'anno contro i 41 del 2019 dello stesso periodo. Tutti concentrati, questa volta però in pochi mesi, a partire dall'allentamento delle restrizioni da Covid. La provincia ha presentato oggi un piano di intervento per arginare questo triste quanto pericoloso fenomeno. Abbiamo ricevuto 70 progetti da parte di 70 amministrazioni comunali. Con i fondi messi a bilancio nel 21 e nel 22 ne finanzieremo 28. Tutti gli altri saranno finanziati ad aprile del prossimo anno in occasione del consuntivo. Metteremo altri 6 milioni di euro come provincia di Treviso e andremo a generare lavori per circa 28 milioni di interventi sulla viabilità provinciale assieme a dei comuni che ringrazio. Attraversamenti pedonali, rotatorie, marciapiedi, piste ciclopedonali, ma anche interventi di manutenzione su strade e incroci. Interventi finanziati con 2 milioni e mezzo di euro per il 2021, altrettanti per il 2022, con una partecipazione fino al 50% della provincia alla spesa dei comuni. Il primo del bando è la rotatoria cosiddetta della Tavernetta in quel di Asolo e quindi è evidente che i criteri messi in pista risolvono criticità. Altro filone d'azione, una campagna insieme alla MOM contro l'uso del cellulare in auto e la ripresa delle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole per le classi quarte e quinte superiori. La distrazione, la disattenzione causata prevalentemente dall'utilizzo di dispositivi elettronici è appurato che è la causa maggiore degli incidenti stradali oggi. Interverremo anche in tal senso. Il vertice in prefettura sulla sicurezza stradale è stato convocato intanto per domani. E nell'ambito dei controlli sulla sicurezza sulle strade, una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco ha fermato la scorsa notte in via Vittorio Veneto un 24enne moldavo, risultato positivo all'alcol test. Al giovane, che vive nel Padovano, è stata ritirata la patente, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Andiamo a Susegana, anche qui comune teatro dei maggiori incidenti, soprattutto lungo la strada statale Pontebana. Andiamo a vedere che cosa ha detto il sindaco. Anche qui l'intervento della prefettura con un vertice apposta. La Pontebana che attraversa il comune di Susegana dal punto di vista proprio logistico è perfetta, nel senso che è stata asfaltata da ANAS l'anno scorso. Tutta la segnaletica sia orizzontale che verticale è correttamente posizionata. Noi in più abbiamo aggiunto degli attraversamenti in sicurezza con del gocciolato ad alta visibilità e rifatto tutte le pastorali, si chiamano, sono quelle strutture che illuminano l'attraversamento pedonale a LED.
3 incidenti stradali in un mese lungo la Pontebana. Il 9 agosto Gianfranco Olivotto, 51 anni, fu travolto e ucciso da un camion nella notte. Pochi giorni dopo, il 14 agosto, lungo la Pontebana a perdere la vita fu l'imprenditore settantenne Elio Doro. La sua moto venne urtata da un'auto che stava uscendo dal viale d'ingresso della Borgoluce. Ultima, in ordine di tempo, la morte di Teresa Betto, 84enne di Susegana, investita e uccisa mentre attraversava la strada dopo aver bevuto il caffè di prima mattina. Per fare luce sugli interventi possibili di sicurezza stradale nel suo comune, il sindaco di Susegana ha chiesto un vertice in prefettura. Sono anni che chiediamo la possibilità di posizionare degli autovelox e ci eravamo anche ripromessi di coprire le spese per l'installazione, però posizionare degli autovelox è piuttosto complicato dal punto di vista procedurale. Comunque, vista la presenza di questi 3 decessi nel giro di pochissimo tempo, ho chiesto alla prefettura la possibilità che ci fosse un comitato di ordine e sicurezza. Secondo uno studio, ogni giorno il numero di veicoli che transitano lungo la statale Pontebana potrebbe coprire il tratto di strada che collega la distanza tra Susegana e Torino. L'appello del sindaco agli automobilisti: rispettate i limiti di velocità. Non esistono strade della morte, come molto spesso si sente dire. Le strade sono strade, vanno percorse chiaramente seguendo le indicazioni e le direttive e cercando anche di mantenere la velocità che viene indicata. È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo anno scolastico. Abbiamo sentito la dottoressa Sardella. La scuola si apre tra l'altro il 13 già con un primo sciopero. Manca meno di una settimana dall'inizio della scuola, una ripartenza già con qualche problema. È stato indetto uno sciopero contro il Green Pass, sebbene da una parte minoritaria dei sindacati. Immediata la risposta della dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Per carità, il rito di sciopero è sacro, sì, però insomma, ci auguriamo che che la scuola comunque inizi già dal 13 abbastanza, insomma, con tutti i docenti presenti, mettiamola così. Studenti quantomeno quelli delle superiori che tornano finalmente tra i banchi dopo 2 anni di didattica a distanza. Rimane l'incognita del personale scolastico che dovrà essere munito del Green Pass, un fenomeno che secondo la dirigente non tocca così tanto la Marca, dove oltre il 90% degli insegnanti si è vaccinato. Ci sono quei casi singoli o sporadici in cui magari il docente non ha presentato il Green Pass, e quindi in quel caso naturalmente il dirigente scolastico dovrà, sia docenti che personale ATA, non potrà consentire l'ingresso a scuola. Si parla per ora di 5-6 casi, quelli venuti a conoscenza della Sardella. Sulla questione controlli per l'ingresso del personale a scuola è pronta un'app. Consente appunto attraverso proprio una piattaforma ministeriale che è collegata anche al Ministero della Salute di verificare se il personale ha la certificazione verde, quindi è in regola o meno. Escluso da questo sistema il personale che ha ottenuto l'esenzione. L'esenzione non si basa semplicemente su un certificato medico rilasciato dal medico curante, occorre che venga proprio rilasciato da un medico vaccinale, quindi che appunto è coinvolto appunto in tutta la procedura dei vaccini, e quindi in quel caso, se risulta quel certificato, il personale potrà essere esentato e quindi avere accesso alla scuola senza il Green Pass. Tutti gli altri dovranno avere il Green Pass. Per chi dovesse essere assente più di 5 giorni scatterebbe la sospensione dal servizio. All'inaugurazione del restauro del ponte di Rialto oggi a Venezia era presente Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto. Ha parlato di terza dose e poi di obbligo del Green Pass. Voglio ricordare che è da 2 mesi che sto sollecitando il governo sulla terza dose. Noi siamo pronti, abbiamo 68 centri vaccinali e 1.600 persone già schierate per le vaccinazioni, abbiamo un potenziale tranquillamente di almeno 50-55.000 vaccinazioni. Appena sarà autorizzata la terza dose noi passiamo alla vaccinazione. Mentre il presidente Luca Zaia parlava in questi termini di terza dose a Venezia, a margine dell'inaugurazione del restaurato ponte di Rialto, il vice ministro Sileri annunciava l'intenzione del governo di partire con le persone più fragili. Inizieremo a fine mese con le persone immunocompetenti, ha detto, categorie per le quali ad oggi studi scientifici dimostrano un calo dell'immunità offerta dai vaccini. Siamo molto preoccupati non solo per i fragili ma anche per tutti gli anziani delle RSA
sono 30.000 e in generale gli over 60 che hanno bisogno di una terza dose. Governo e Regione in tandem, dunque, sull'obiettivo di estendere l'immunizzazione inoculando una terza dose di vaccino, probabilmente entro dicembre. La Regione è pronta, i vaccini ci sono, ha detto Zaia, e sulla possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro ha chiesto che ogni decisione del Governo abbia una base scientifica. Ogni decisione poi sarà dettata anche da un'indicazione scientifica. Attendiamo di vedere quali saranno appunto le indicazioni del CTS e come poi verranno declinate per la popolazione. Di certo è che la vaccinazione sta funzionando, l'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate. L'ultimo passaggio è per il reddito di cittadinanza. I soldi vadano alle imprese, ha detto Zaia in una riflessione lucida quanto evidente. Solo loro, le imprese, possono aiutare a ridurre il tasso di disoccupazione. Diamo queste risorse agli imprenditori, gli imprenditori avranno l'obbligo di assumere coloro che non hanno modo di lavorare, ma queste risorse invece di darle a qualcuno da star lì a guardare la TV è meglio darle alle imprese. Intanto sul territorio mancano i medici di base, carenza dichiarata e raccontata anche in una conferenza stampa dalla CGIL di Treviso. Rispetto al 2011 ad oggi 2021 sono calati i medici di medicina generale di 185 unità, quindi del 35% rispetto a un bacino di assistiti che è calato solo del 16%. È l'ufficio studi dello CGIL di Treviso a sintetizzare con i numeri e le percentuali la mancanza sempre più pressante di medici di medicina generale nel territorio. Meno 35% negli ultimi 10 anni a fronte di una popolazione calata di meno della metà e sempre più anziana. Gli stessi professionisti convenzionati con l'ULSS 2 hanno un'età media di 52 anni e un numero di assistiti pro capite molto elevato. Già i medici di medicina generale hanno una media di 1483 assistiti, ad esempio, e questo comporta che si è già verso il massimo previsto. Per lo SPI non significa fare il bene del cittadino elevare a 1800 l'attuale soglia di 1500 assistiti per medico di famiglia, una figura a cui si delega la parte fondamentale della cura al singolo assistito. Io spero che quello che si è deciso nella conferenza dei sindaci il 31 agosto venga modificato attraverso un tavolo che chiediamo con l'ULSS e con la conferenza dei sindaci per rivedere queste scelte fatte. Occorre potenziare e stabilizzare il numero di professionisti in campo nel territorio e la rete delle strutture in cui sono organizzati. Ma non solo. La CGIL rilancia il tema dell'assunzione diretta dei medici di famiglia da parte delle aziende sanitarie. Dovrebbero stare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale e dovrebbero avere la stessa procedura di accesso dei medici di corsia, insomma anche dentro ad un'idea di unicità della prestazione solo ed esclusivamente rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Apriamo la pagina della cronaca, andiamo a Santabona, Borgo Capriolo, dove ieri sera un 44enne si è barricato in casa, con sé aveva forbici e coltelli. Si è conclusa a mezzanotte l'emergenza a Borgo Capriolo, nel quartiere di Santabona, a Treviso, dove ieri sera, poco dopo le 19:30, un residente ha segnalato ai carabinieri la presenza di un 44enne che, impugnando un coltello, minacciava dei ragazzi per strada. Quando sono arrivati i militari, lui era rientrato nella propria abitazione. Hanno bussato alla sua porta e lui ha aperto e li ha affrontati impugnando delle forbici e lanciando contro degli oggetti, senza per fortuna ferirli. A quel punto l'uomo, che soffre di problemi psichici, si è di fatto barricato nell'appartamento, rifiutando di rispondere ai carabinieri che, temendo per la sua incolumità e per quella di altre persone a cui rischiava di poter fare del male, hanno fatto intervenire sul posto il negoziatore del comando provinciale, ma anche una squadra del 4° battaglione Veneto. È stato proprio grazie all'azione paziente e persuasiva del negoziatore, in una cornice di sicurezza garantita dalla SOS e dalle pattuglie del comando provinciale, che si è riusciti a bloccare l'uomo e ad affidarlo alle cure dei sanitari. Il tutto si è svolto sotto il coordinamento del comandante provinciale dei Carabinieri Gianfilippo Magro, che ha voluto essere presente sul posto. Il 44enne, accompagnato al pronto soccorso di Treviso, è ancora ricoverato al Cafoncello.
E sono due ragazzi giovanissimi, i vandali, che nell'ottobre dell'anno scorso sono entrati diverse volte nello Sport Lab di Crocetta del Montello, un edificio pubblico all'interno del parco di Villa Ancilotto, imbrattando le pareti, danneggiando muri ma anche arredi e soprammobili. Parecchie incursioni, le cui conseguenze sono state calcolate in ben 20.000 euro. Dopo approfondite indagini, i carabinieri sono riusciti ad individuare i responsabili. Si tratta di un 17enne e un 15enne del posto, a cui è stata contestata una sfilza di reati: invasione di terreni o edifici, danneggiamento, deturpamento, imbrattamento di cose altrui. Inutile dire che saranno le famiglie ora a dover rispondere dei danni provocati. Ed è di oggi la presa in carico da parte di Tullio Franceschini, consulente del Tribunale di Treviso, di esaminare le condizioni mentali di Fabrizio Biscaro, il 34enne responsabile dell'omicidio di Elisa Campeol. Ci vorranno 2 mesi per consegnare le relazioni e definire se l'uomo, reo confesso, accusato dell'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, fosse in grado di intendere e di volere al momento dell'assassinio. L'omicidio avvenuto in riva del fiume Piave il 23 giugno, in cui la 35enne Campeol venne colpita da 20 pugnalate. Tour Veneto oggi per l'ex premier Giuseppe Conte. Passiamo ora alla politica. Per sostenere i 5 Stelle, ma ha rassicurato anche i risparmiatori truffati delle banche del territorio. Noi abbiamo lavorato già dal Conte 1 per rinforzare anche le richieste di regioni come questa per quanto riguarda l'autonomia. È un discorso da completare, da affrontare, da completare. Credo che siano delle legittime richieste. Riapre all'autonomia del Veneto l'ex primo ministro ed oggi leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e lo fa nel corso della tappa Upitergina del tour elettorale fatto tra la gente. Cos'è? Ah, mi credi? Mi credi. Mi raccomando, vi ricordate che io ci ho messo la garanzia dello Stato, eroghiamo credito, E i temi economici legati al Covid sono stati prevalenti nel suo passaggio tra i negozi del centro verso Piazza Grande. È arrivato un po' qualcosa di... Poco ma è arrivato. Più da lei che attualmente, comunque, devo dire la verità. Qualcosina in più l'ultimo anno, diciamo così. Adesso avevamo dato 900 milioni di euro a fondo perduto nel Veneto durante il tuo governo. E l'attenzione alle piccole imprese l'ha ribadita anche durante l'intervento in Piazza Grande, dopo aver ricevuto i ringraziamenti per l'impegno da una delegazione di risparmiatori delle banche venete. Noi siamo convinti, e questa realtà, questa comunità lo dimostra, che la forza dell'Italia non sono le grandi multinazionali, sono le piccole e medie imprese. E sempre in tema economico, Conte ha ribadito la posizione del movimento sulla riforma del reddito di cittadinanza. Non permettiamo assolutamente che ci possano essere abusi, dobbiamo sicuramente migliorare l'aspetto della rioccupazione, delle politiche attive. Un sistema del genere hanno tutti i paesi dell'ambito OCSE e anche in Europa, quindi non possiamo assolutamente abbandonarlo. Infine, posizione chiara anche sul Green Pass, con l'ex premier che apre all'obbligo vaccinale. Alla luce dei dati epidemiologici, alla luce delle condizioni eccetera che ci verranno fornite e ci sarà proposto come necessario l'obbligo vaccinale, non escludiamo neppure l'obbligo. Movimento 5 Stelle che ad Oderzo è appoggiato dal centro-sinistra e si contrapporrà soltanto contro il sindaco uscente se non verranno riammessi gli altri 3 candidati, le cui liste sono state escluse dall'ufficio elettorale. È ancora in alto mare il ricorso delle liste e dei 3 candidati esclusi alle prossime amministrative per Oderzo. Mancherebbe ancora il nulla osta per i documenti da parte della prefettura, elemento indispensabile per formalizzare il ricorso al TAR. Chi ha ribadito invece come la buona amministrazione parta anche dall'esatta compilazione dei fogli firme è stato Marco De Blasis, candidato del Movimento 5 Stelle e appoggiato dal PD e dalla sinistra Upitergina. I modi corretti. Cosa peraltro non semplice, come i fatti recenti hanno dimostrato. Pronta la risposta anche dal ministro Federico D'Incà, al quale ieri il candidato Michele Sardi aveva lanciato un appello contro la burocrazia elettorale.
Bisogna compilare bene questa documentazione perché è sempre la stessa da molti anni e chiaramente ci deve essere la massima attenzione perché ve ne va della democrazia, sia nella raccolta delle firme che nella presentazione. Credo che i documenti siano chiari, molti li hanno fatti correttamente in giro per l'Italia, soltanto in pochi hanno commesso degli errori. Ministro che ha lanciato un appello di convergenza delle liste. Chiaramente il Movimento 5 Stelle è pronto anche ad accogliere le tante istanze di questi concittadini che magari volevano votare con queste liste civiche. Noi siamo disponibili ad un confronto ed accogliere le tante persone che vogliono il bene di Oderzo. Andiamo a Villorba ora ancora con la politica, presentazione questa mattina del candidato sindaco Silvia Barbisana, l'ex assessore al bilancio della Giunta, Serena corre con la civica Villorba in azione. Defiscalizzazione per le imprese con la previsione dell'esenzione dell'IMU per il primo anno per le aziende che vogliono investire qui a Villorba e anche defiscalizzazione intesa in senso di un fisco più amico per le famiglie. Da ex assessore al bilancio punta sull'economia di Villorba per conquistare il consenso degli elettori. Silvia Barbisana, 51 anni, avvocato civilista, per molti anni è stata consigliere e poi presidente del Consiglio Comunale nel Palazzo a Carità. Dal 2017 referente al bilancio della Giunta Serena viene sollevata dal sindaco nel 2020 dopo un post al vetriolo sull'allora premier Conte ma anche sul presidente del Veneto Luca Zaia. È stata una bellissima esperienza quella che ho fatto e la metterei a frutto adesso per Villorba candidandomi a sindaco. Tesserata Lega fino al 9 aprile dello scorso anno, ora si presenta con una lista civica forte dell'esperienza maturata dentro e fuori il Palazzo Comunale. Tanti punti del programma elettorale, a partire da una rimodulazione delle tasse alle famiglie, soprattutto giovani. Prevedere un'addizionale comunale per scaglioni in base alle fasce di reddito che oggi è uguale invece per tutti. Prevedere anche un bonus famiglia che vada ad integrare l'assegno unico per i figli per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro e che quindi possa consentire alle giovani famiglie anche di potersi pagare l'asilo piuttosto che anche altre spese. Una lista scelta per le competenze a tutti i livelli, conseguenza della forte esperienza della candidata in comune. Io sono l'unico candidato che ha un'esperienza amministrativa così importante nel comune di Villorba. E con un'attenzione pratica tutta al femminile, il primo cambiamento lo indirizza alla casa comunale. La ristrutturazione del municipio. Abbiamo il municipio esteticamente più brutto di tutta la provincia. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. Una messa e una preghiera musulmana per ricordare Yavod Mohammed, il 47enne morto per un malore improvviso giovedì mattina in pieno centro a Treviso. Vediamo. Una brava persona. Questa è la definizione unanime per Yavod Mohammed, il 47enne del Gambia, morto improvvisamente giovedì scorso di infarto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta verso la Caritas. Caritas dove da 10 anni aveva deciso di offrire la sua vita per gli altri che come lui avevano affrontato il deserto e il mare da profughi. È arrivato in Italia il 6 maggio 2011, è arrivato qui a Treviso, dopo essere approdato a Lampedusa il 29 aprile. E l'insegnamento che lui ci lascia è che c'è sempre un desiderio di bene che anima la vita e che ci unisce, quindi per lui non c'erano differenze di colore, di religione, di qualsiasi tipo. Lui era sempre disponibile. Yavod, che aveva studiato nella Libia di Gheddafi, avrebbe potuto fare fortuna nel nord Europa come molti altri suoi compagni di viaggio. Invece ha deciso di usare il suo talento qui. Lui sapeva ben 12 lingue, fra quelle veicolari come l'inglese, il francese, l'arabo, e poi sapeva molti dialetti dell'Africa, quindi riusciva a tessere relazioni anche dal punto di vista linguistico con molte persone. Ma il linguaggio che lui si parla testimoniato con la sua grande fede, perché era un uomo di grande fede, è stato proprio quello del linguaggio dell'amore, dell'accoglienza, della comunione. Yavod era anche l'esempio quotidiano di condivisione e non conflittualità in nome della fede. E sarà ricordato così questa sera nella Casa della Carità con una messa e poi venerdì sempre nella sede della Caritas con un rito musulmano.
Lui era un musulmano credente, ecco, anche se rispettoso, perché è interessante vedere proprio anche la sua curiosità nel leggere anche il Vangelo, la Bibbia, nel confrontarsi, diceva sempre c'è comunque un unico Dio al di là di cristiani e musulmani o ebrei e altre cose. Noi speriamo che la sua testimonianza continui ad essere viva e presente e a riscaldare il nostro cuore, anche se già da ora la sua mancanza si sente. Apriamo la pagina del Bellunese. Partiamo con la cronaca. Notte d'inferno per una palazzina in centro a Belluno, 12 persone evacuate, 2 sono finite all'ospedale. La voce trema ancora tra i residenti fatti evacuare dai vigili del fuoco in piena notte. La coltre di fumo denso che avvolge le scale, la paura che le fiamme si diffondano ancora. Gli uomini dei soccorsi li hanno dotati di mascherine ad aria ed aiutati uno ad uscire. Il tutto innescato da un incendio al piano terra che ha coinvolto il garage e l'abitazione adiacente al vano. Provvidenziale il fatto che un condomino si sia accorto e subito si sia attaccato ai campanelli per dare l'allarme, scongiurando esiti fatali. Fumo ovunque nella palazzina di via San Lucano a Belluno, in cui abita anche l'assessore Pellegrini, che ci racconta la notte d'inferno. Io ero qui, dormivo, ovviamente erano le 2 di notte e a un certo punto ho sentito qualche campanello che suonava, ma io subito ho guardato fuori dallo spioncino e c'era un fumo terribile nell'androne delle scale. 12 le persone fatte evacuare. La famiglia al terzo piano ha fatto fatica a scendere, li hanno accompagnati uno alla volta, c'era anche un bambino, è stato un po' impressionante. Per 3 persone si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso per i controlli in seguito al fumo inalato, tra loro una donna incinta. La famiglia nella cui appartamento si è sviluppato l'incendio, perché insomma hanno subito di più il fumo che ha invaso la casa e loro verosimilmente hanno anche tentato di fare qualcosa, insomma, quindi hanno respirato più fumo. Tra l'altro il comune si è immediatamente attivato per l'accoglienza degli sfollati che sono stati trasportati e ospitati temporaneamente in una struttura ricettiva. Una volta fatte queste verifiche, se ovviamente la situazione è tollerabile dal punto di vista dell'odore, sapete che quando ci sono gli incendi si sprigiona poi dopo un odore terribile che rimane per parecchio tempo, ecco, se l'odore è sopportabile e se le verifiche danno esito positivo, queste persone già stasera potrebbero rientrare in abitazione. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, in corso le verifiche anche all'impianto elettrico. Per cercare di trovare Federico è stato fatto tanto, ma forse non abbastanza. La moglie di Federico Lungato, disperso ormai da 12 giorni in Val di Zoldo, che non si rassegna e chiede di continuare a cercare. 12 giorni di ricerche, anche se con tanti mezzi e persone non hanno permesso di trovarlo, non sono sufficienti come sforzo istituzionale. Una persona dispersa va trovata. Tuona così la moglie di Federico Lugato, il 39enne mestrino scomparso giovedì 26 agosto a Pralongo in Val di Zoldo a Belluno, durante una passeggiata in montagna. All'indomani del vertice in prefettura, per cui le autorità preposte sono arrivate alla conclusione di interrompere le ricerche, non essendo emersi elementi utili che riconducano all'uomo. Sottolinea il fatto che esiste poca chiarezza normativa relativa alle persone scomparse. La moglie, Elena Pancera. La dichiarazione di assenza viene emanata dal tribunale, trascorsi almeno 2 anni dalla scomparsa, ma l'iter si conclude dopo oltre 10 anni, spiega la donna, con la dichiarazione di morte presunta. Nel frattempo ci sono una marea di difficoltà burocratiche e legali per la famiglia, continua, che si aggiungono ovviamente al dolore emotivo e psicologico per la scomparsa. All'amarezza per la decisione aggiunge ringraziamenti a tutti, più di 400 volontari, quelli che si sono prodigati per le ricerche del marito, al momento senza esito. Intanto è tornata la truffa sui social, già diffusa il 31 agosto, a circolare sul web attraverso un falso profilo proprio della moglie di Federico. Gli sciacalli utilizzerebbero una piattaforma di e-commerce per dirottare i fondi. La vera raccolta, infatti, promossa dalla moglie su Facebook, si è conclusa, mentre è rimasto attivo soltanto il conto corrente. La famiglia è esterrefatta nell'apprendere della truffa, che va di fatto a cavalcare una tragedia, mette in guardia e si riserva di segnalare il fatto alla polizia postale. Il vice ministro allo sviluppo economico Alessandra Todde ha convocato il tavolo di
di crisi per ACC One Nabao per venerdì prossimo 10 settembre. Al confronto prenderanno parte, oltre al Ministro del Lavoro, anche la Regione del Veneto, Invitalia, il Sindaco di Borgo Valbelluna, il Prefetto di Belluno e i commissari di ACC, FIM, FIOM e WIL. In ballo il futuro di circa 300 lavoratori. Difficoltà di trovare parcheggi in centro storico. Andiamo a Belluno per ascoltare i commercianti. Sulla questione parcheggi in centro, i commercianti bellunesi avanzano ipotesi e abbracciano la possibilità al vaglio dell'amministrazione che i primi 30 minuti dei posti blu in centro storico vengano resi gratuiti. Soluzione che secondo i negozianti potrebbe servire a dare respiro all'economia. Penso che senz'altro sarà una cosa buona. Il fatto della prima mezz'ora gratuita è un incentivo per venire in città a fare gli acquisti, specialmente in questo momento di grande difficoltà del commercio. Il post pandemia lo stiamo toccando tutti quanti con le mani, anche l'alimentare, anche il settore alimentare è in grande difficoltà, quindi senz'altro un'iniziativa lodevole che prenderà posso dire anche soddisfazione sia dai clienti che dai commercianti. Commercianti che fanno i conti con un anno difficile e che lamentano la difficoltà per i potenziali clienti di trovare posto per l'auto. I parcheggi in questa città, se ne fossero tanti di più sarebbe meglio. Come si fa? In Piazza Duomo sono 3, in Piazza dei Martiri è abbastanza esoso il prezzo, qua in via Mezzatera e nelle altre vie non ce n'è, tutto centro, è tutto area pedonale. Ditemi cosa ci possa essere. Con la voce dei commercianti ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Mercoledì 8 settembre è ancora tempo buono sul nostro territorio. L'alta pressione si mantiene dunque stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile, con tanto sole su tutti i settori. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. La cosiddetta estate settembrina ci regala temperature piacevoli, minime comprese tra 12 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione con tanto sole, cielo sereno o al massimo velato e anche qui non sono attese piogge. Vediamo le temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata caratterizzata dalla presenza del sole, qualche nube sparsa, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28-29 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.